Abbiamo cercato di spiegare perché questo provvedimento e la discussione che ne è scaturita sono a nostro giudizio rilevanti. Prima di tutto ovviamente per il superamento di quella modalità che avevamo di affidare in house la funzione dell'erogazione dei fondi, che non era coerente con la normativa nazionale ed europea. Pensiamo però anche che la discussione che si è innescata quest'oggi non si esaurisca, non debba considerarsi esaurita con l'approvazione del progetto di legge, e cercherò di spiegare a mio giudizio perché. La prima ragione riguarda il fatto che noi dovremmo, io penso, smettere di raccontare la nostra regione attraverso lo sbandieramento di statistiche discutibili e dovremmo forse riavvicinare ciò che noi raccontiamo con la realtà che viviamo tutti i giorni quando ci confrontiamo con il tessuto imprenditoriale e produttivo di questa regione. Al netto del fatto che sia vero o meno, perché vero non è, che questa regione è la prima in Italia per il PIL, io credo che noi dovremmo imparare a misurare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale e produttivo di questa regione in maniera un po' più articolata e approfondita. Il PIL è una misura economica che può dire tutto e il contrario di tutto rispetto alla capacità in prospettiva che questa regione avrà di vincere la competizione in atto. 2. Dovremmo smettere di raccontare anche lo stato di salute dell'occupazione della nostra regione citando soltanto il tasso di occupazione regionale, perché è vero, Assessore, non siamo quelli con il tasso di occupazione migliore, ma abbiamo certamente un ottimo tasso di occupazione, il 67,8% dice l'ultimo rapporto di Veneto Sviluppo, ma io accetto questa quantificazione nel momento in cui daremo come dato acquisito e quindi da contrastare il fatto che oltre ad essere una delle regioni in cui il tasso di occupazione è più alto, siamo una delle regioni in cui il tasso di occupazione femminile è più basso. Allora, ci basta dire che in questa regione lavorano 7 persone su 10? Io credo di no, perché appunto se vogliamo incidere sulla qualità della società e dell'economia di questa regione non ci possiamo accontentare di dire che lavorano 7 venete su 10, ma dovremmo provare a dire, e su questo essere primi, che in questa regione più donne possono accedere al mondo del lavoro. Terza questione su cui abbiamo già discusso spesso con l'assessore Marcato e che a me sembra una discussione non esaurita. Ma davvero voi pensate che possiamo continuare a rivendicare con orgoglio il fatto che in questa regione il 97% delle aziende abbia meno di 9 dipendenti? Ma dove volete che andiamo, Assessore? Come facciamo ad insegnare a queste imprese la digitalizzazione necessaria? Come facciamo a fornire a queste imprese le risorse per affrontare la competizione globale se hanno meno di 9 dipendenti? La narrazione del piccolo è bello, ma non lo dico io, lo dice il presidente di Confindustria, ha terminato la sua storia e non è garanzia di resilienza, perché anche questo, chiamiamo le cose come con il loro nome. L'economia del Veneto è stata una di quelle, è vero che ha rimbalzato di più, ma è stata anche una di quelle che più in profondità è caduta con la crisi della pandemia. Allora dove inizia? Dove inizia la capacità di resilienza e dove invece inizia la forte esposizione ai rischi di fattori esogeni che un sistema imprenditoriale fondato sulla piccolissima impresa ci può offrire. Ora io continuo a pensare che il piano industriale e dunque la capacità di capire quali sono le intenzioni della Giunta rispetto a queste e ad altre questioni che riguardano il futuro della nostra regione, Assessore, lo può discutere quanto vuole con le organizzazioni di categoria, con le organizzazioni sindacali, in giunta, ma se non ce lo porta in questo Consiglio regionale continuerà ad essere una discussione monca, perché il piano industriale di un territorio va discusso e deciso in quest'Aula. Ed ecco perché, e vado a chiudere Presidente, malgrado abbiamo recepito anche con una certa soddisfazione la disponibilità della Giunta e della maggioranza a raccogliere alcune delle sollecitazioni che avevamo dato, questo progetto di legge continua a nostro giudizio ad essere carente su 2 questioni principali.
La prima è quella che riguarda il ruolo del Consiglio nella fase di attuazione delle scelte programmatiche e di monitoraggio e controllo degli atti delle società partecipate. È vero che esiste una legge regionale che disciplina in maniera generale quali devono essere gli obblighi delle società partecipate in riferimento alla vigilanza e il controllo. È anche vero che proprio per la crucialità delle attività che andranno a svolgere queste partecipate, per la quantità di risorse che andranno a mobilitare, ci saremmo aspettati uno sforzo in più per conferire a questo Consiglio regionale o alle commissioni competenti la possibilità di dire qualcosa di più qualificante rispetto all'attività delle società partecipate. Io penso che questo limite sia dovuto in parte anche alla fretta con la quale abbiamo avuto la necessità di affrontare questo passaggio consiliare, quindi ovviamente a nostro giudizio rimangono questioni aperte che ci riserviamo di riproporre all'attenzione dell'Aula in altri passaggi. In conclusione, Presidente, a nostro giudizio diciamo che il risultato finale è un risultato, come si dice in determinati casi, è un risultato necessario ma non sufficiente. Necessario perché indubbiamente superiamo il vulnus grave di agire contra legem come abbiamo fatto in tutti questi anni, necessario perché mette in ordine le partecipazioni della Regione del Veneto, necessario perché fa chiarezza finalmente una volta per tutte sull'indirizzo che vogliamo dare a questo tipo di iniziativa, ma non sufficiente perché troppa leggerezza viene impiegata per definire le finalità di queste società e perché il ruolo del Consiglio regionale a nostro giudizio non è stato pienamente soddisfatto. Per tutte queste ragioni annuncio il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.